Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Nel giorno del lutto regionale in Calabria, dopo i morti nella piena del torrente Raganello, il presidente Oliverio e il capo della Protezione Civile Borrelli incontrano i parenti delle vittime. Questa mattina visita a Civita, nel primo pomeriggio all'ospedale di Cosenza. Oliverio, niente polemiche strumentali. Un 23enne cosentino è morto per le gravi ferite riportate nel corso di una rissa. La lite a Diamante, fuori da un locale. Nella colluttazione è rimasto ferito un 38enne. Indagano i carabinieri. Parla il titolare del ristorante di Falerna in cui sarebbe avvenuta l'aggressione razzista nei giorni scorsi. L'uomo, in una lettera inviata ai mezzi di informazione, smentisce l'accaduto e si dice fiducioso nelle indagini delle forze dell'ordine. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta questa notte a Catanzaro Lido, ingenti i danni, al lavoro per ore i vigili del fuoco. Il ponte di Celico resterà chiuso al traffico per i monitoraggi questa notte, lo rende noto l'ANAS che indica i percorsi alternativi. Buonasera dalla redazione del TG10. Nel giorno del lutto regionale, il procuratore di Castroville, Eugenio Facciolla, ha dato il nulla osta per la consegna delle salme alle famiglie. Non ci sarà autopsia. Intanto oggi il presidente della regione, Mario Oliverio, e il capo della Protezione Civile, Borrelli, hanno incontrato i parenti delle vittime e i feriti. Visita prima a Civita, poi in ospedale a Cosenza. Il governatore della Calabria Mario Oliveri ha proclamato per oggi una giornata di lutto regionale con l'esposizione delle bandiere a mezza asta alla cittadella. Il governatore ha aggiunto dolore per i morti, grande solidarietà e cordoglio per i feriti e i parenti delle vittime, in gran parte venuti in Calabria per trascorrere qualche sereno giorno. Sono condivisi da tutta la comunità calabrese. E questa mattina Oliveri, insieme al capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, al capo della Protezione Civile Regionale Carlo Tanzi, al presidente del Parco del Pollino Mimmo Pappaterra, al prefetto di Cosenza Paola Galeone, al sindaco di Civita Alessandro Tocci, hanno fatto un sopralluogo in elicottero sulle gole del Raganello, teatro della tragedia, in cui hanno perso la vita 10 persone. 10 vittime, tragedia appunto che ha lasciato sgomenti. In un territorio bellissimo come questo, appunto, la perdita della vita umana di tante persone, lo strazio per tante famiglie, tantissimi feriti. Io mi permetto anche di cogliere questa occasione per ringraziare i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri forestali, tutti coloro, la protezione civile, la Guardia di Finanza, tutti coloro che hanno prestato soccorso e hanno salvato tantissime vite umane. È necessario, ha detto Borrelli, avere dei piani aggiornati, renderli noti e metterli online. Noi come Dipartimento Nazionale stiamo lavorando anche per fare un progetto di servizio civile coinvolgendo l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, perché credo che anche utilizzando le risorse, i giovani neolaureati, tecnici da affiancare ai tecnici dei comuni per aggiornare i piani, possiamo ottenere il risultato. Quello che conta è avere dei piani aggiornati, renderli noti, averli disponibili online, e per questo in quel discorso della piattaforma nazionale di allertamento pensiamo di mettere tutte queste cose. Non bisogna mai sottovalutare i temporali estivi, così il capo della Protezione Civile regionale Carlo Tanzi. I morti in Calabria ci sono stati in piena estate. L'alluvione di Vibo Valentia del 3 luglio 2006 con i morti è stata in piena estate, l'alluvione di Soverato è stato in piena estate, i primi di settembre, 14 morti, l'alluvione di Rossana e Corigliano è stata il 12 agosto, quindi questi temporali estivi non bisogna mai sottovalutarli. Da Civita a Cosenza, in uno degli ospedali dove sono ricoverati alcuni dei feriti della tragedia del torrente Raganello, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, dopo aver presieduto un vertice operativo nel municipio del comune del Pollino, al quale hanno partecipato anche il prefetto Galeone, il presidente della regione e il questore Giovanna Petrocca, si è recato in elicottero all'Annunziata.
Insieme al governatore, Borrelli, accompagnato dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Achille Gentile e dal capo della protezione civile calabrese Tanzi, ha incontrato le persone scampate dalla furia della piena che hanno riportato ferite e sono ricoverate nel nosocomio Bruzio. Si tratta di situazioni sotto controllo dal punto di vista clinico, ma lo shock subito e in alcuni casi il dolore per aver perso i propri cari rendono le ferite materiali difficili da rimarginare. Borrelli e Oliverio si sono confrontati sul da farsi per assicurare il sostegno alle persone coinvolte nella sciagura e per consentire a Civita di non rinunciare alla propria vocazione turistica, garantendo però a operatori e utenti di operare e muoversi nella massima sicurezza. In prefettura a Cosenza la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il sindaco di Civita dice c'è un'ordinanza del comune che risale al 97 per il corretto utilizzo delle gole del Raganello, ma stavamo predisponendo un nuovo regolamento. Leggo ufficialmente quelli che sono i nomi delle vittime. Sono De Rasis Antonio, nato a Trebisacce, il 24/10 del 1986, residente in Cerchiara di Calabria. Il prefetto di Cosenza, Paola Galleone, conclude la pesante giornata seguita alla tragedia di Civita con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e l'incontro con la stampa. Il primo atto, la comunicazione dell'elenco ufficiale delle vittime, una formalità straziante. Ogni nome, ogni data è un colpo al cuore. Uomini e donne di diverse regioni, di diverse età, dai 55 anni di Paola, ricercatrice universitaria bergamasca, ai 27 di Miriam, ballerina pugliese in vacanza con la sua amica Claudia, deceduta anche lei nel torrente. C'è la guida calabrese Antonio, al quale l'esperienza e la conoscenza dei luoghi non sono bastate per mettersi in salvo dopo aver cercato di aiutare gli escursionisti. E Carmen e Antonio, la coppia pugliese che lascia 2 bambine, salvate dai soccorritori che presto scopriranno la terribile verità. La vedova di Gianfranco Fumarola, l'agente penitenziario di Brindisi, ha chiesto aiuto al prefetto. E ora ne parlerò con la regione, con la provincia, anche col governo, perché la signora giustamente ci chiedeva, mio marito è morto in una gita, ha 40 anni, che succede a me e 3 figli, insomma. Ovviamente quindi cercheremo anche di trasmettere, ecco, tutto quello che possiamo trasmettere per aiutare, per stare vicini a quelli che purtroppo qualche volta, come diceva Leopardi, la natura diventa matrigna. Paola Galleone pensa anche al dopo, a quello che sarà di Civita, località turistica che rischia di essere segnata dalla tragedia del 20 agosto. L'impegno che io penso di poter prendere in primo luogo come prefetto è che, visto che il turismo era così bello e stava decollando, noi vogliamo incanalare tutto in una via anche di affinché poi non ci sia quella ricaduta negativa le zone belle dove tanto è stato fatto, che poi diventino soltanto diventano teatro di paura e quindi con una negativa ovviamente comunicazione con tutti. Per andare oltre però servono regole meno generiche di quelle in vigore, soprattutto da rispettare. Il primo cittadino di Civita fa il punto sulla situazione, sugli aspetti normativi attuali e futuri. Il Comune di Civita ha un'ordinanza esecutiva dal 1997. Questa ordinanza parla in termini chiari ed espliciti di possibilità di entrare nelle gole con delle guide esperte. Parla di utilizzare dell'equipaggiamento idoneo. Abbiamo proposto un regolamento. Questo regolamento comunale, da noi adottato in data 16/2/2018, aveva alcuni punti fondamentali. Il punto più fondamentale era quello che noi forzavamo, perché volevamo un regolamento che poi diventasse un regolamento per tutte i 4 comuni esistenti nel territorio delle Gole del Raganello. Ci siamo resi conto che il soggetto deputato era l'ente Parco del Pollino e noi abbiamo cominciato a interloquire con l'ente Parco del Pollino. Il nuovo regolamento invece prevedeva tutta una serie di controlli che sarebbero stati fondamentali, perché il più importante 1 giugno, 30 settembre la possibilità di entrare nel torrente. Un'età minima di 10 anni ed essere muniti di casco e di muta per quanto riguarda. Quindi noi stavamo migliorando il nostro servizio. Chiaramente forse un po' di tempo si è perso, ma chi conosce gli iter burocratici sa che il tempo di solito si perde. La cronaca ancora: un 23enne cosentino è morto per le gravi ferite riportate nel corso di una lista, la lite a Diamante, fuori da un locale. Nella colluttazione è rimasto ferito un 38enne, indagano sull'accaduto i carabinieri.
La drammatica corsa dell'ambulanza verso l'ospedale, l'alba e sulle strade non c'è traffico. All'Annunziata il ferito viene ricoverato in rianimazione ma non vedrà il sorgere del sole. Le sue condizioni sono troppo gravi. A perdere la vita un 23enne di Cosenza, Francesco Auggeri, accoltellato nel corso di una rissa a diamante sul Tirreno cosentino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto è accaduto all'uscita di un locale alle 4 del mattino. Due gruppi di giovani si affrontano nella famosa piazzetta del centro tirrenico. Alla fine spuntano dei coltelli. 2 i feriti, ad avere la peggio il 23enne cosentino. L'altro giovane, un 38enne campano, viene trasportato in ospedale a Cetraro ma non è in pericolo di vita. La lite è scaturita, pare, per futili motivi. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Scalea diretta dal capitano Nardone. Al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del locale. I carabinieri stanno anche sentendo alcune persone nel tentativo di ricostruire quanto accaduto. Non è chiaro infatti se la vittima e l'altro giovane ricoverato nell'ospedale di Cetraro si conoscessero o meno. Nella città dei Bruzzi intanto la notizia della morte prematura ed assurda si diffonde velocemente. Il giovane è molto conosciuto, così come la sua famiglia, figlio di un medico in servizio all'ASP di Cosenza. Il lutto che improvvisamente sconvolge la vita in una notte d'estate, in un tempo che doveva essere di svago, non resta che il silenzio e i tanti perché al momento senza risposta. Parla il titolare del ristorante di Falerna in cui sarebbe avvenuta l'aggressione razzista nei giorni scorsi. L'uomo, in una lettera inviata ai mezzi di informazione, smentisce l'accaduto e si dice fiducioso nelle indagini delle forze dell'ordine. Ricordate la storia di Carlos e Daniela, la giovane coppia che ha denunciato di aver subito un'aggressione nella quale è rimasta vittima anche l'anziana madre della donna? L'episodio descritto dal dominicano e la sua compagna, anche ai nostri microfoni, con dovizia di particolari e sul quale sono in corso le indagini da parte della polizia della Mezzia Terme, viene smentito su tutti i fronti da parte del titolare del ristorante dove la coppia ha cenato la sera di Ferragosto e adiacente al parcheggio dove sarebbe avvenuta l'aggressione. In una lunga lettera, Roberto Gallo, amministratore della società Business 3.0, dopo aver elogiato il lavoro delle forze dell'ordine, afferma di aver fornito agli inquirenti le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e i nominativi dei propri dipendenti, con i quali, durante una riunione, è stata ricostruita la dinamica degli eventi. Gallo conferma la circostanza della cena, ma esclude che ci siano stati problemi e tensioni a sfondo razzista con il personale, riferendo della soddisfazione da parte dei clienti in questione, in particolare della donna anziana, per il servizio e la qualità del cibo. Poi, una volta chiuso il ristorante, riferisce quanto gli è stato raccontato dai suoi collaboratori, testimoni oculari di un qualcosa che contrasta con la versione della coppia. Il guardiano e altri soggetti presenti nel parcheggio teatro della violenta scena sarebbero intervenuti per placare l'ira del dominicano, che stava litigando furiosamente con la compagna. Insomma, tutta un'altra storia. Lo stesso Carlos avrebbe reagito aggredendo chi cercava di fermarlo e anche la suocera sarebbe scivolata, procurandosi le fratture che le hanno causato il ricovero e l'intervento chirurgico, nel tentativo di calmare il genero. L'imprenditore, irritato per i giudizi sommari espressi sui social e da alcuni esponenti politici, si affida alle forze dell'ordine e attende con fiducia gli esiti delle indagini. La verità l'attendiamo anche noi, che abbiamo raccontato le due versioni, così distanti da sembrare entrambe plausibili, anche se in ogni caso agghiaccianti. Da una parte la denuncia di un'aggressione brutale a sfondo razzista, dall'altra la testimonianza di una violenza che poteva causare gravi conseguenze ad una donna in gravidanza e a un'anziana. Un caso da risolvere per sanzionare, come è giusto che sia, chi oggi mente per nascondere le proprie responsabilità. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta questa notte a Catanzaro, ingenti danni al lavoro per ore i vigili del fuoco. Pochi minuti la violenza del vento, una vera e propria tromba d'aria la notte scorsa su Catanzaro Lido ed ecco ciò che resta degli stabilimenti balneari. Ingenti i danni. La forza del vento in particolare ha sollevato la struttura di legno di un lido attrezzato per l'estate facendola finire in strada. Come vedete dalle immagini la pesante struttura è finita su un'auto parcheggiata. Per fortuna non si registrano feriti. Per arginare le conseguenze del maltempo che sta
settimana caratterizzando l'estate 2018 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno controllato allacci elettrici e del gas. È stato il primo intervento, poi ulteriori verifiche sono state effettuate su alcuni tetti delle abitazioni del quartiere, le cui tegole sono state divelte. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Catanzaro Lido. Nella vicina Roccelletta di Borgia un violento temporale ha provocato la caduta di alcuni alberi, ma anche in questo caso senza provocare danni alle persone. Questa mattina si è lavorato per mettere in sicurezza la zona. Si è insediato il nuovo comandante dei Carabinieri a Vibo Valentia, vediamo. 48 anni e 29 al servizio dell'Arma, 15 dei quali al vertice della stazione di Vibo Marina. Il luogotenente Riccardo Storina è il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Vibo Valentia. Una scelta fisiologica, quasi scontata per l'Arma, ha spiegato il comandante della compagnia di Vibo Valentia Piermarco Borrettaz nella presentarlo alla stampa in questa sua nuova veste. Originario di Catania, Storina, dopo le prime esperienze nelle zone calde del napoletano, è arrivato in Calabria, prima nel Crotonese e quindi alla stazione di Vibo Marina. Un carabiniere sempre in prima linea che ora passa al comando della più importante stazione della provincia, ben conoscendo il territorio del quale si dovrà occupare. È una scelta che l'Arma ha fatto in continuità, per lei non è un passaggio particolare perché si tratta di lavorare su un territorio che comunque conosce? Sì, sicuramente è stata una scelta dell'amministrazione che comunque mi ha gratificato. Cosa dire ai cittadini del capoluogo? Niente di che. Con la stessa tenacia che ho adoperato in questi anni continuerò qui, soprattutto per le persone più umili e bisognose, ai quali tengo di più naturalmente. Altre notizie, altre storie, i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Un 75enne originario di Reggio Calabria è morto stamani nel tratto di mare antistante il centro abitato di Crotone, cadendo probabilmente dopo aver accusato un malore. Il corpo dell'uomo, notato da un passante sul posto polizia e personale del 118. L'anziana madre, maltrattata per mesi, arrestato dai carabinieri di Mirto Crosia, un 58enne. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. È stata la donna, dopo l'ennesima minaccia di morte, a denunciare le indagini condotte dalla procura di Castrovillari. L'uomo è stato portato nel carcere della città del Pollino. 56 migranti, tutti uomini, in prevalenza pakistani, sono sbarcati ieri sera a Crotone. L'imbarcazione sarebbe salpata dalle coste turche. I migranti condotti nel porto dove sono partite le operazioni di identificazione. Sul luogo dello sbarco polizia, carabinieri e guardia di finanza. I carabinieri di Cosenza, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno ritrovato celati all'interno di un magazzino in uso ad un 35enne 3 involucri contenenti 20 grammi di eroina l'uno per un totale di 60 grammi, nonché un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato, l'uomo arrestato. Il ponte Cannavino resterà chiuso al traffico per monitoraggi. La limitazione sarà attiva nel territorio comunale di Celico, in provincia di Cosenza, dalle 23 di oggi fino alle 6 di domani, 23 agosto. Previsto il percorso alternativo su Casali del Manco. Cani randagi nel cimitero di Gioia Tauro ed è allarme. Gioia Tauro, come si sa da tempo, è una cittadina attraversata da 1000 problematiche, retto da una triade commissariale prefettizia perché il comune è sciolto per infiltrazione mafiosa. I commissari devono far fronte ad una serie di ataviche questioni aperte da anni ma mai risolte, come ad esempio la raccolta dei rifiuti che avviene a singhiozzo in tutta la città. A questo si aggiunge che le casse dell'ente sono state prosciugate negli anni da una dissennata gestione finanziaria, tanto da arrivare a dichiarare il dissesto. Dopo tanti servizi che non vanno o non esistono per niente, si aggiunge un altro problema, quello del cimitero, con i rifiuti abbandonati e non raccolti e branchi di cani randaggi che gironzolano nel camposanto indisturbati e con il rischio aggressioni per chi si reca a far visita ai propri cari. Bisogna assolutamente, la prima cosa, renderlo pulito, togliere la spazzatura, i vari centri che ci sono, i raccoglitori di spazzatura, bisogna toglierli, inutile che li lasciamo lì e si accumulano.
Raganello, perché è sempre un luogo sacro. L'altra cosa, vi dico che bisogna trovare una giusta collocazione per tutti questi animali che girano qua. Non è giusto che uno venga al cimitero e deve stare con la paura che vengano attaccati. Alcuni giorni fa sono state attaccate alcune persone, quindi indipendentemente uno non può venire con la paura ed essere attaccati direttamente da alcuni cani che sono qua dentro, quindi bisogna stare molto attenti. Oggi no, di solito ce ne sono tanti, sì. Di varie dimensioni, sia grandi che piccoli. E io da 2 anni che vengo e li ho visti sempre. 3 anni che vengo sempre, i cani c'erano, da via prima 2 e poi 1, poi ce n'era 4, uno grosso così, però non hanno fatto mai niente. E adesso andiamo a Montaltofugo per il Gran Galà della Lirica al Festival Ruggero Leoncavallo. Montaltofugo è iniziato con un minuto di silenzio in onore delle vittime del Raganello, il Gran Galà lirico-sinfonico che ha concluso il concorso internazionale Ruggero Leoncavallo. Alcune delle pagine più belle di Giuseppe Verdi, di Gioacchino Rossini, di Leoncavallo saranno su questo nostro palcoscenico con le voci dei vincitori del concorso, che sono veramente voci straordinarie, fantastiche, che arrivano da tutto il mondo. E poi è un grande piacere avere l'Orchestra Filarmonica della Calabria e il Coro Lirico Siciliano qui a Montaltofugo, è un onore per me dirigerli e dedicare anche parte di questo spettacolo a Rossini, dato che è il 150° anniversario del compositore. Una qualificata giuria internazionale ha avuto il compito in 2 giornate di audizioni di valutare la qualità di circa 60 concorrenti iscritti e decidere il vincitore. Nonostante il talento e il carattere dei partecipanti, non è stato assegnato il primo premio. Il secondo posto e l'onore della vittoria è stato attribuito a Riccardo Bosco. Il concorso quest'anno ha previsto anche una sezione riservata ai giovani talenti, una bella innovazione che ha portato risultati sorprendenti. C'è una candidata coreana che ha una voce che fa veramente paura, e quindi se nel premio dei giovani, nelle categorie c'è questo livello, possiamo immaginare insomma che cosa è stato veramente quest'anno questo concorso, questo premio a Montalto. Grazie al ritorno del concorso lirico dopo qualche anno di assenza, la città di Montaltofugo si è riappropriata di un evento che fa parte della storia di tutta la comunità. Quando mi sono insediato avevo notato che negli anni precedenti il concorso aveva perso un po' di smalto e quindi ho ritenuto opportuno sospenderlo in attesa di creare i presupposti per svolgere un concorso di una certa qualità. E grazie alla collaborazione col direttore artistico e con il maestro Arlì abbiamo pensato quest'anno di riproporlo. La partecipazione dei concorrenti è sintomatica del successo di questa manifestazione, ma credo che anche i componenti della giuria siano particolarmente qualificati. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati al meteo. Sulla nostra regione non accendono a interrompersi condizioni di stabilità, in particolare nelle ore pomeridiane. Infatti, seppur in tono minore, i temporali di calore continueranno a disturbare le condizioni meteorologiche a causa dell'insistenza di correnti più fresche in quota, provenienti dall'area balcanica, che continuano ad alimentare una modesta circolazione in quota presente sul canale di Sicilia. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Giovedì, cielo generalmente sereno poco nuvoloso, ad esclusione del basso regino ionico, dove potrebbero verificarsi piogge. Nel corso della giornata aumentano la velocità sulle riviere calabresi, con possibili piogge sul Pollino, Altipiano Silano, Serre e Aspromonte, in estensione sul Basso Tirreno Cosentino, Valle del Crati, Costa degli Dei, Costa Viola e dei Gelsomini. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Giovedì, calmo il Mar Tirreno con venti a regime di brezza, poco mosso il Mar Ionio con venti deboli di direzione settentrionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito e arrivederci.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.